Certo che portare 228 persone nel paese che ha già la più alta percentuale di stranieri in tutta Italia forse mi sembra proprio una cosa fuori di testa. A far arrabbiare il sindaco di Fonte è la notizia trapelata in questi giorni dalla prefettura, secondo la quale a Onè sarebbero in arrivo altri 228 migranti. Una notizia presa in comune solo dalla stampa e mai comunicata da fonti ufficiali. Non abbiamo avuto nessuna informazione e questo ci ha irritato non poco, anzi sono molto arrabbiato per questo. L'offerta di accogliere nuovi profughi è stata lanciata da una cordata costituita da 2 cooperative, su almeno una delle quali il sindaco non nasconde più di una perplessità. È una cooperativa di Roma che è stata anche coinvolta in mafia capitale, adesso mi risulta commissariata, eccetera. Ed è proprio questa la villa di Onè di Fonte in cui dovrebbero arrivare oltre 200 profughi inviati dalla prefettura. L'ex convento delle Suore di Maria Bambina di Via Roma, la struttura destinata ad ospitare i migranti, anche se ad oggi i proprietari dello stabile negano. Quando ho chiamato le suore lunedì, queste qua mi hanno detto di non credere a quello che dicono i giornalisti, quindi smentivano quello che mi avevano detto. Quello che non capisco è che se una cooperativa fa una gara per portare delle persone a casa di qualcuno, avrà un pezzo di carta di quel qualcuno. Qualcosa dunque in questa storia ancora non torna e il comune annuncia battaglia. Utilizzeremo tutti i sistemi legali possibili. Portarci qui un altro carico sociale vuol dire innescare un problema che da qua agli anni a venire sicuramente potrebbe anche esplodere. Cosa ne pensi? Che è alquanto uno schifo, però Secondo te sono troppi? sì, abbastanza sì. Facciamo fatica a stare in piedi noi, dobbiamo mantenere gli altri. Sì, sono tanti, però secondo me, a parer mio, non sono i cittadini a dover esprimere il loro pensiero, ma bensì le istituzioni. Mi sembra che abbiamo già troppi problemi anche per gestire la sicurezza e questi qua non so cosa vengono a fare. Probabilmente qualcuno prenderà dei contributi, non lo so.